registrazione, in modo che poi metteremo a disposizione quanto registrato anche per una successiva visione, quindi sarà disponibile con un link. Per quanto riguarda le domande, eccetera, le verranno fatte alla fine anche usando la chat. Buon inizio. La parola ad Alessandro Tevarotto, è il direttore che segue la parte delle operation, quindi che ha rapporti diretti con i centri di formazione di ENAIP Veneto. Scusate, non mi sono presentato, sono Sandro Dal Piano, il direttore della comunicazione. Iniziamo questo appuntamento che sarà abbastanza denso. A te la parola, Alessandro. Grazie Sandro. Grazie in realtà a tutti voi per essere presenti a questo incontro, anche se virtuale. Come avrete avuto modo di leggere e sentire dagli organi di stampa, è stato emanato con decreto del 1° aprile una legge delega sull'assegno unico per i figli. Perché facciamo questo incontro? ENAIP innanzitutto è un'impresa sociale ed è contenta di fornire delle informazioni utili su questo argomento, anche se, dobbiamo dire, sono parziali, perché devono uscire i decreti attuativi della legge da parte appunto del governo. Vorrei innanzitutto poi anche ringraziare Loris Montagnier e Giovanna Zaccaria, che sono il direttore generale del patronato ACLI, e Giovanna invece è la responsabile delle attività fiscali dell'ACLI di Treviso, che ci forniranno appunto alcune informazioni in merito, ma soprattutto ci forniranno informazioni sulla documentazione necessaria per determinare poi l'ammontare dell'assegno unico. Come detto prima da collega Sandro Dal Piano, questo incontro verrà registrato, quindi se per caso ci fossero dubbi o qualcosa non fosse stato capito o per un qualche motivo qualcosa si fosse perdere, è possibile appunto rivedere questa registrazione in un apposito link che verrà poi messo a disposizione. Lascio quindi la parola a Loris, che ci darà le prime informazioni in merito a questa legge delega, appunto sull'assegno per i figli. Grazie, buonasera a tutti. Questa sera cerchiamo di fare un po' di chiarezza su quanto qualcuno di voi avrà già visto sui giornali o alla TV, riguardante una nuova prestazione che sta per arrivare e servirà a dare sostegno alle famiglie con figli, e che nei prossimi mesi diventerà attuativa, nel senso che al momento si tratta di una delega che il Parlamento ha dato al governo. I tempi sono probabilmente abbastanza stretti, vedremo poi nel corso della serata che probabilmente non tutto è chiaro. Sappiamo però alcune cose, e queste cose sono importanti soprattutto perché ci chiedono di attivarci subito per evitare di trovarci poi, quando la norma sarà attiva, a dover rincorrere magari della documentazione, degli appuntamenti da prendere, delle cose da mettere in pratica. Quindi questa sera è qui con me Giovanna Zaccaria, che ringrazio, che ci spiegherà in termini abbastanza semplici quello che è possibile per lo strumento che abbiamo da affrontare, quella che è la parte, diciamo, relativa ai redditi di questo assegno unico, cioè com'è che andremo a determinare la situazione reddituale di ogni famiglia, e poi cercheremo di capire che riflesso hanno questi redditi per l'erogazione della prestazione. Ci saranno molti punti di domanda in quello che diremo, non sulla parte reddituale, ma sulla parte della prestazione, in quanto l'unica cosa in cui siamo ragionevolmente certi è che per calcolare l'assegno unico universale per i figli è necessario procurarsi una dichiarazione ISEE. Ecco, adesso chiedo a Giovanna se può spiegarci in termini abbastanza semplici, brevi,
che cos'è una dichiarazione ISEE, come impatta sulle famiglie e che documentazione è necessario prepararsi. Intanto buonasera, grazie a voi per l'invito. Buonasera a tutti. Cerco di spiegarvi che cos'è l'ISEE intanto. L'ISEE è l'indicatore economico di tutto il nucleo familiare. Cosa significa? Che per richiederlo ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare deve recarsi presso un centro di assistenza fiscale, oppure in alternativa può farlo in autonomia sul sito dell'INPS attraverso lo SPID, ma è necessario capire che cosa va a dichiarare per ciascun componente del nucleo familiare. Allora, intanto spieghiamo il nucleo familiare. Il nucleo familiare è composto da tutti i soggetti che anagraficamente fanno parte della stessa famiglia. Quindi sicuramente papà, mamma, faccio un esempio, papà, mamma e figli, e se con loro vivono anche il nonno e la nonna o il nonno e lo zio, questi fanno parte sempre dello stesso nucleo familiare. Quindi per richiedere un ISEE, che ripeto è l'indicatore economico di tutto il nucleo familiare, è necessario produrre della documentazione per ciascuno dei componenti facenti parte del nucleo familiare. La documentazione sostanzialmente riguarda tutti i redditi percepiti da ciascun componente. Per quanto riguarda la richiesta dell'ISEE fatta nel 2021, si fa riferimento a tutti i redditi percepiti nell'anno 2019, e i redditi sono sia quelli sottoposti a tassazione IRPEF e sia quelli esenti. E tutta diciamo un'altra parte necessaria da dichiarare riguarda il patrimonio immobiliare e immobiliare. In poche parole, tutto quello che a livello di immobili possiedono i componenti del nucleo familiare e tutto ciò che detengono a titolo di conti correnti, titoli di Stato, carte prepagate, libretti di risparmio. È necessario produrre tutta la documentazione che fa riferimento al 31 dicembre dei 2 anni antecedenti la data di sottoscrizione dell'ISEE, della DSU. Significa che per tutto il 2021 dovremo andare a produrre i saldi dei conti correnti e le giacenze medie relative al 2019, così come tutta la parte reddituale relativa all'anno 2019. L'altra documentazione necessaria riguarda per tutte quelle famiglie che magari sono in affitto, hanno un contratto di affitto registrato, sarà necessario consegnare anche questo, anche il contratto di affitto registrato, e la somma di tutti questi redditi e di questi patrimoni di ciascun componente del nucleo familiare viene inviata dal CAF all'INPS, oppure dal soggetto direttamente attraverso lo SPID sul sito dell'INPS. L'INPS entro 10 giorni lavorativi restituisce quello che è il calcolo ISEE. Il calcolo ISEE è la sommatoria di tutti questi diciamo componenti, sottratte le franchigie, tutto quello che c'è nel calcolo, diviso la scala di equivalenza, che è una percentuale diciamo che viene ricavata in base a quanti sono i soggetti che fanno parte del nucleo familiare e in base anche a se questo nucleo familiare, in questo nucleo familiare ci fossero soggetti portatori di handicap. Quindi aumenta la scala di equivalenza e diminuisce l'ISEE, per farvi un esempio.
L'altra cosa importante è questa, è che nel momento in cui io vado al CAF e presento tutta la documentazione necessaria, magari dopo metto in linea un link con l'elenco dei documenti necessari e l'INPS restituisce, abbiamo detto, entro 10 giorni lavorativi l'attestazione ISEE, il calcolo ISEE. Quel calcolo può essere utilizzato entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene presentato. Significa che se io ho presentato un ISEE nel 2020, adesso per richiedere le prestazioni oppure per richiedere poi quello che sarà appunto questo assegno unico e universale, diciamo da luglio in poi, non posso utilizzare quell'attestazione ISEE, ma devo utilizzare quella dell'anno in corso, quindi quella presentata nel 2021, che avrà scadenza al 31 dicembre del 2021. L'altra cosa fondamentale è che ciascun componente del nucleo familiare, a patto che sia maggiorenne, può presentare tutta la documentazione e richiedere l'ISEE, che è valido per tutti i componenti del nucleo familiare. Quindi l'attestazione che deve essere richiesta è una sola per ciascun componente. Credo di aver diciamo, terminato con il riassunto di quello che è l'ISEE, di come lo si richiede e di entro quanto tempo, quindi 10 giorni lavorativi, si ottiene l'attestazione ISEE. Il messaggio che volevamo far passare è questo. Nonostante non ci siano ancora, e dopo Loris lo spiegherà meglio, i decreti attuativi per richiedere questo assegno unico e universale a partire, dicono, dal mese di luglio, sembrerebbe quasi certamente che è necessario appunto presentarsi l'ISEE. Quindi l'incontro di oggi è prendersi per tempo e cercare di dare un bagaglio di informazioni per quanto riguarda la scadenza di quest'ISEE, di come lo si richiede, qual è la documentazione necessaria in modo da non arrivare poi in ritardo diciamo rispetto alla richiesta dell'assegno unico. Sostanzialmente adesso si avvicina un periodo molto caldo per i CAF, dove sarà difficile anche diciamo avere un appuntamento nell'immediato. Io parlo per la provincia di Treviso. Per la provincia di Treviso noi stiamo cercando di agevolare tutte le famiglie che vogliono richiedere quest'ISEE e chiedendo appunto un appuntamento entro il 15 di aprile in modo da soddisfare questa richiesta almeno entro il 30 di aprile. Dopo sostanzialmente per tutte le famiglie degli allievi ENAIP esiste una convenzione anche per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il modello 730 e eventualmente si potrà richiedere l'appuntamento 730 e ISEE presso le nostre sedi che poi verranno messe a disposizione attraverso l'ENAIP. Grazie Giovanna, hai detto bene, lo scopo di questo incontro in questi giorni è proprio cercare di anche far passare questo messaggio. Probabilmente l'assegno unico partirà il 1° di luglio, probabilmente perché è stato annunciato dal governo. Il che vuol dire che potranno usufruirne fin da subito quei nuclei familiari che avranno la documentazione ISEE presentata e forse dovranno presentare un'ulteriore istanza. Una delle cose che va a sostituire l'ISEE è l'assegno al nucleo familiare che appunto scade il 30 di giugno. Per cui per avere una continuità di erogazione delle prestazioni noi consigliamo di prepararsi per tempo almeno quella parte che attualmente già si può fare, che è appunto l'ISEE. L'ISEE è gratuito, lo potete fare in qualsiasi CAF. Se lo fate al CAF in cui presentate anche la domanda, la dichiarazione dei redditi,
c'è meno documentazione da presentare, perché evidentemente è la stessa per buona parte dei documenti, anche se vanno integrati con quelli dei componenti che non presentano dichiarazione dei redditi. E come diceva Giovanna, c'è una via privilegiata in questo momento perché i CAF stanno partendo con le dichiarazioni dei redditi, dopo sarà sempre un po' più difficile. Con ogni probabilità l'assegno unico si potrà anche chiedere con degli arretrati, ma queste cose non le conosciamo e non sappiamo i tempi di questa cosa. Per cui cercate di organizzarvi, fate riferimento alle segreterie dell'istituto ENAIP dei vostri figli, oppure ai siti dei CAF, quelli delle ACLI se scegliete le ACLI, oppure anche degli altri. Quello che adesso io cerco di andarvi a descrivere molto velocemente sono i prossimi passaggi che dobbiamo attenderci, quali sono le prestazioni che siamo abituati a richiedere e che invece non esisteranno più, e che tipo di importi possiamo aspettarci di ricevere invece dal nuovo assegno unico. Ora vi condivido lo schermo e spero che sia visibile. Mi date un cenno? Si vede? Perfetto, grazie. Allora, assegno unico per il figlio, o meglio, come dice la norma, assegno universale. Legge delega approvata, come diceva il professor Tevarotto, il 1° aprile, delega al governo che dovrà riempire gli spazi che questa norma ancora non ha chiarito entro 12 mesi. Attenzione, cosa significa legge delega? Significa che i principi universali sono stabiliti, è necessario però andare a fare le scelte più operative. Questo verrà fatto in un anno, anche se il governo ha dichiarato che è sua intenzione farlo entro il 1° di luglio. A chi spetterà l'assegno unico e quando partirà? Spetterà alle famiglie con figli a carico fino ai 21 anni. Cosa dobbiamo prepararci? Un po' ve l'abbiamo detto e un po' lo vedremo prossimamente. Prima di tutto si tratta di capire che lo scopo dell'assegno unico è andare a riordinare delle normative che sono molte e insistono tutte nel sostegno reddituale per le famiglie con figli. Poi vedremo quali sono queste prestazioni. Semplificarle in maniera che ci sia un'unica domanda e in prospettiva potenziarle, cioè mettere più risorse di quelle che c'erano già nell'ambito delle politiche familiari all'interno di questo assegno unico. Destinatari, famiglie con figli fiscalmente a carico. Figli minori, ma abbiamo detto fino ai 21 anni. Lo strumento appunto sarà un assegno unico universale, attenzione alla parola universale, e legato all'ISEE. Universale significa che a differenza di altre prestazioni precedenti non è legato a una determinata situazione reddituale o a un tipo di lavoro. Per esempio, 2 prestazioni che insistevano sui figli, dando vantaggi alle famiglie con figli, sono tipicamente le detrazioni fiscali per i figli e gli assegni al nucleo familiare. Vediamo un po' di differenze, cominciamo a mettere un po' di indicazioni. Le detrazioni, voi sapete, sono uno sconto sulle imposte che si vanno a pagare e che dipendono dal proprio reddito e dal numero dei figli. Normalmente la detrazione fiscale va per i figli da 0 a 24 anni e copre questo periodo qua. L'assegno unico anticiperà questo diritto al 7° mese di gravidanza, ma arriverà solo fino al 21° anno. Le detrazioni fiscali per i figli sono per entrambi i genitori, l'assegno unico sarà anche per i figli dai 18 anni in su. Le perderanno i genitori, le otterranno i figli.
Questo per cercare di stimolare una maggiore autonomia. Gli assegni nucleo familiare, che abbrevio in ANF e che sicuramente già state richiedendo, riguardavano esclusivamente i lavoratori dipendenti, mentre l'assegno al nucleo familiare riguarderà anche quelle famiglie che sono composte esclusivamente di lavoratori autonomi o hanno il reddito che è principalmente fatto da reddito e lavoro autonomo. Gli assegni al nucleo familiare riguardavano i figli minori, come detto, l'assegno unico invece riguarderà anche i nascituri dal 7° mese fino ai 21 anni, quindi si estende il diritto dai 18 ai 21 anni. Gli assegni e le detrazioni premiavano le situazioni in cui vi erano 3 o più figli e figli disabili. L'assegno unico sarà dato in quota uguale per i figli, con però delle maggiorazioni che possono essere tra il 30 e il 50%, lo stabiliranno i decreti, per i figli disabili. Nel campo degli assegni familiari rilevava il reddito del patrimonio, scusate, il reddito e il patrimonio immobiliare dei coniugi, quindi i 2 genitori sposati, non quello delle coppie di fatto, perché in quel caso rilevava il reddito di un solo genitore. Nel caso dell'assegno unico, invece, come ha spiegato bene Giovanna, il reddito che andrà a costruire il valore dell'assegno è quello che risulterà dall'ISEE e quindi dall'intero nucleo, quindi compresi, come veniva detto, il reddito dei figli, dei nonni, se sono presenti, degli zii, eccetera, eccetera. Facciamo un po' il punto della situazione in maniera più precisa per quello che sappiamo. Gli assegni ai figli minori, gli ANF, venivano pagati in busta paga ai lavoratori dipendenti. Gli arretrati si potevano chiedere fino a 5 anni ed erano costruiti su base dei redditi dei coniugi. Attenzione, i genitori non sposati dovevano richiedere un'autorizzazione al pagamento degli assegni. In questo caso l'autorizzazione non sarà necessaria per quanto i redditi saranno già tutti compresi. Vi era anche una franchigia sui redditi esenti fino a 1.032 euro. Per queste particolarità, a mio avviso, qualcosa si potrebbe perdere a livello di assegni familiari, o meglio, lo perderanno probabilmente i nuclei familiari composti da coppie di fatto, genitori non sposati, perché aumenterà probabilmente il reddito su cui si andrà a calcolare il valore dell'assegno. Ci guadagneranno, come dicevamo, i nuclei di lavoratori autonomi. Le detrazioni fiscali invece per i figli avevano un valore tra i 950 e i 1.200 euro per figlio, modulati sulla base dei redditi, e venivano valorizzati con uno sconto sulle imposte nella busta paga oppure nel momento in cui si produceva la dichiarazione fiscale. In questo caso la mia valutazione è positiva, in quanto l'assegno al nucleo familiare dovrebbe andare ad aiutare anche quelle famiglie di basso reddito che non potevano usare la detrazione fiscale sulle imposte, e quindi diventa maggiore il numero di famiglie che lo potrà usare. Sparisce il bonus bebè, cioè quell'assegno che viene pagato per il primo anno di vita del bambino e che aveva un valore parametrato, diviso in fasce a seconda del valore ISEE della famiglia. Questo assegno pagato il primo anno sparisce, viene assorbito nell'assegno che verrà pagato dal 7° mese al 21° anno. Sparirà anzi, perché ancora si può richiedere l'assegno alla nascita, che era un pagamento una tantum dato a tutte le mamme a partire dal 7° mese di gravidanza, una sola volta. Questi importi, questi valori economici che erano precedentemente messi a bilancio dello Stato, confluiranno negli assegni, nelle cifre a disposizione per gli assegni unici. Sparirà anche l'assegno comunale per i redditi bassi, per le famiglie con 3 figli minori. In questo caso, anche se sparisce una prestazione, in realtà le stesse risorse verranno riversate su un numero di famiglie più ampie, in quanto verranno pagate anche a importi di ISEE superiori. Cioè che
Vado un po' a concludere. Allora, con dei valori. Attenzione, quanto vale l'assegno familiare, l'assegno universale? Quello che sappiamo è per degli annunci e delle previsioni, non è certo, però quello che ci dice i lanci di stampa, le schede presenti in Parlamento, sappiamo che dovrebbe avere un valore di 1.930 euro all'anno per ogni figlio minorenne, circa 160 euro al mese. Attenzione, chi ha il microfono aperto per cortesia lo chiuda, perché altrimenti sentiamo tutti. Questo valore viene ridotto a 1.158 per i figli maggiorenni, sono 97 euro al mese. Questi valori valgono per valori ISEE del nucleo familiare fino a 30.000 euro, che è un valore comunque abbastanza elevato. Decrescono poi fino ad arrivare a un valore su un nucleo familiare con un valore ISEE di 52.000 euro a 800 euro all'anno per il figlio minorenne e 480 euro all'anno per il figlio maggiorenne. È evidente che qualcuno potrebbe perderci, soprattutto sui valori ISEE più bassi. Il governo ha annunciato che sta ragionando su degli stanziamenti aggiuntivi per far sì che nessuno ci vada a rimettere, anche chi ha dei valori reddituali più bassi. Però al momento queste sono le indicazioni che abbiamo sulla base delle cifre stanziate. Ultimo passaggio. Altre informazioni che sappiamo sono è rivolto a richiedenti assegno che devono essere o italiani o comunitari, o se extracomunitari con permesso di soggiorno per lungo soggiornanti c'è, o permesso di soggiorno per lavoro di almeno 2 anni. Questi richiedenti devono essere soggetti al pagamento di imposta e residenti in Italia almeno da 2 anni o almeno per 2 anni e attualmente domiciliati in Italia. Sarà compatibile anche con le situazioni in cui viene già percepito un reddito di cittadinanza. Non verrà considerato ai fini del calcolo delle prestazioni sociali, quindi sarà azzerato il valore reddituale, e non sarà neanche influenzato da redditi legati alle borse lavoro per i disabili. Poi questo passaggio, che è quello forse più difficile da comprendere, sarà erogato in forma di credito d'imposta oppure in erogazione di denaro. Per quanto ne sappiamo, il credito d'imposta funzionerà per i lavoratori che hanno un sostituto d'imposta, cioè un datore di lavoro, e quindi si avrà uno sconto sulla tassazione in busta paga. Quindi fondamentalmente potrebbe succedere che nel cedolino paga diminuiscono scusatemi la facilitazione, le tasse e quindi si avrà un valore netto superiore a quello che si percepiva prima. Oppure, nel caso in cui non ci sia capienza di credito d'imposta o non ci sia un datore di lavoro, quindi per esempio nel caso dei lavoratori a basso reddito o dei lavoratori autonomi, potrà essere richiesta l'erogazione mensile in denaro. Cosa vuol dire queste informazioni che abbiamo? Che quello che possiamo dire oggi, si dovrà fare l'ISEE con i redditi 2019, come diceva Giovanna, e vedo che ha anche condiviso nella chat il link dei documenti necessari per un calcolo ISEE. Non spaventatevi, sono tanti, non serviranno tutti, a seconda di come sarà composto il nucleo, dovete fare una selezione. Si dovrà fare una domanda all'INPS? Probabilmente sì. Al datore di lavoro? Probabilmente no, ma non ne siamo certi. Probabilmente la cosa principale che si dovrà fare sarà, per quelle persone che non possono usufruire del credito d'imposta, comunicare la modalità con cui si vuole percepire questo assegno. Per il lavoratore dipendente, con ogni probabilità, sarà il datore di lavoro che andrà a selezionare questo importo dalla banca dati INPS una volta che si sarà presentato l'ISEE. Si può fare autonomamente con lo SPID, probabilmente sul sito dell'INPS, oppure gratuitamente attraverso i patronati. Dico gratuitamente perché lo presumo, non lo possiamo ancora sapere. L'ISEE è sicuramente gratuito e vedremo anche il resto.
Quello che probabilmente si dovrà continuare a presentare è la dichiarazione al datore di lavoro per i carichi famiglia, che in questo caso però potrebbero riguardare solamente il coniuge e non più i figli. Cosa non si dovrebbe più dover fare, e quindi arriviamo alla semplificazione: non sarà più necessario autorizzarsi per gli assegni familiari, non sarà necessario fare domanda di assegni familiari all'INPS o al datore di lavoro, non sarà necessario presentare domanda di bonus bebè e di premio alla nascita. Ma per avere le idee più chiare dobbiamo aspettare i decreti che usciranno nei prossimi mesi. Quindi questo è un incontro preparatorio, probabilmente con ENAIP ragioneremo su un incontro successivo quando ci saranno maggiori chiarezze, probabilmente intorno all'estate o a fine estate, diciamo, ecco. Per tutte le cose che non ho messo qui, io sono disponibile per le domande nei limiti di quello che al momento sappiamo. Grazie. Anche per l'ISE, se avete domande, siamo qui. Buonasera. Buonasera, prego. Buonasera, sono Claudia. Una informazione. Allora, anche per chi è disoccupato avrà diritto a fare questa richiesta di assegno unico universale, per lo che ho capito, giusto? Sì, giusto. Non sarà più legato al fatto di avere un datore di lavoro e diciamo, un contratto in pagamento o una NASPI in pagamento, in quanto gli assegni familiari si chiedono sia al datore di lavoro sia nel caso di indennità di disoccupazione in pagamento all'INPS. In questo caso, essendo una misura universale, dovrebbe essere richiedibile da tutti i cittadini italiani o le persone che vivono in Italia. È come un reddito di cittadinanza, so che si chiama universale. Sì, in realtà diciamo che è una prestazione legata al fatto che ci siano dei figli. Dei figli unico, ok, Esatto, grazie. Sì. Grazie anche. Vedo dalla chat. Io volevo chiedervi una cosa. Buonasera, sono Olivera Simic. Mio marito sta prendendo assegni familiari per me e per la bambina tramite busta paga. Quelle assegni familiari che lui sta prendendo in busta paga tramite ditta, dopo si cancellano o si aggiungono anche questi? Allora, non lo sappiamo con precisione quando, ma è già destinato che gli assegni familiari andranno a terminare perché saranno sostituiti dall'assegno unico. Quindi non saranno più oggetto di una domanda, ma ci sarà probabilmente una nuova domanda legata appunto all'ISE e non più alla domanda dei assegni familiari, che porterà a ottenere, secondo quanto ci dice il legislatore, almeno la stessa cifra. Quindi sparirà una prestazione, come molte altre che dicevo prima, e ci sarà una nuova che la sostituirà. Ma lo riprenderà solo per la bambina? No, in realtà gli assegni familiari spariranno totalmente. Attenzione, sono già degli assegni al nucleo in cui si calcola il numero di componenti e il numero di figli. In questo caso la quota componenti non è più importante per l'assegno, varrà per i figli, però i componenti ritorneranno in gioco nel valore ISEE, nel senso che più componenti ci sono nel nucleo familiare, più si abbassa il valore dell'ISEE. Sì, ma come che io non lavoro, non sono in regola, prenderà solo mia figlia assegni familiari, giusto che ho capito? Esattamente, sarà calcolato sul numero di figli. Sì. Ok, grazie, bene. Prego. Buonasera. Buonasera. Mi sentite? Sì, Fabio. Sì, scusate, ma non sono molto pratico di queste cose. Senta, io non ho mai fatto l'ISI in vita mia e quindi ho una piccola domanda. Nel caso di mia moglie, visto che serve il conto corrente e tutte queste cose, mia moglie è una piccola azienda agricola. Per questo motivo, insieme suo fratello e suo padre hanno un stesso unico conto corrente per evitare spese per i pagamenti, tutte queste cose. Io, nel presentare l'ISI,
come devo comportarmi col conto corrente di mia moglie ora della fine, che è condiviso col fratello e con il padre? Allora, rispondo io. Sì. Per quanto riguarda il conto corrente, bisogna produrre il saldo al 31 dicembre 2019 e la giacenza media. Questa viene divisa tra i soggetti intestatari del conto corrente. Ho capito, però Cioè, se fratello il non sono... papà della moglie non fa parte del nucleo familiare, Esatto. non c'è nessun problema, perché comunque viene presa in considerazione solo la quota parte della moglie. Ah, ho capito. Ok, la ringrazio. Prego. Vedo che stanno fioccando le domande sulla chat, proviamo a risponderne qualcuna. Per genitori separati, se i figli vivono con la mamma risposata, anche il papà è risposato. Allora, dobbiamo attendere di avere tutti i decreti. Si sa già che nel caso di figli di genitori separati, il valore dell'assegno sarà diviso tra i genitori se c'è un affidamento congiunto. Se invece c'è un affidamento esclusivo, andranno al genitore a cui il figlio è affidato. Situazione attuale, c'è qualcosa che posso fare? Separazione, il padre non convivente non contribuisce al mantenimento, io non lavoro e abito con mio suocero. Allora, se la domanda è su cosa posso fare attualmente, si possono accedere a varie prestazioni sociali. Eventualmente qui, anche in fase di separazione, c'è possibilità di avere gli assegni familiari, ma attenzione, vanno richiesti con i redditi del genitore lavoratore dipendente e pagamento all'altro genitore. Questo si può fare adesso. Anche per gli arretrati consiglio di prendere un appuntamento con un patronato, perché serve un'autorizzazione da parte dell'INPS e poi una richiesta di assegni familiari con i redditi dei componenti, dei due genitori, però specificando il pagamento al genitore con cui è il figlio. E invece c'è un'altra domanda in chat, però non Prego. riesco ben a identificare, dice, aspetta che l'ho persa. Come sappiamo, il figlio maggiorenne 18enne non è più fiscalmente a carico del lavoratore, ma in questa situazione il figlio torna a essere fiscalmente a carico o una cosa simile. Allora, se parliamo di fiscalmente a carico e quindi per i lavoratori dipendenti che godono delle detrazioni per i figli fiscalmente a carico o in sede di cedolino paga e quindi di certificazione unica alla fine, o in sede di 730, diciamo che l'unica limitazione non è l'età, ma è il reddito, nel senso che il figlio è sempre considerato fiscalmente a carico, purché se maggiore di 24 anni non superi i 2.841 euro lordi annui di reddito, mentre se di età pari o diciamo inferiore ai 24 anni non deve superare un reddito di 4.000 euro annuo. Questo per essere considerato fiscalmente a carico in sede, ripeto, di detrazioni da lavoro dipendente e di godimento delle detrazioni in sede di dichiarazione dei redditi. Se poi la domanda era per gli assegni familiari, non so se vuoi rispondere tu, Loris, perché parlano del compimento dei 18 anni, quindi volevo fare chiarezza su questa cosa. Sì, allora, con la maggiore età si perde il diritto agli assegni familiari. Quindi Appunto. oltre i 18 anni non si può ottenere l'assegno familiare, si potrà chiedere se non sono stati già richiesti per gli arretrati. Vedo che le domande sono tante. Famiglia, vi sono due persone conviventi dove entrambi percepiscono gli assegni, uno per un figlio di entrambi, l'altro per un figlio di un unico genitore. Si sa come verrà gestito? Con precisione no, ma a logica io presumo che nel momento in cui si sarà sottoscritto l'ISEE del nucleo familiare, le quote di assegno per ciascun figlio verranno suddivise tra i genitori effettivi di quel figlio. Se il figlio di cui non vi è il secondo genitore
vi è un affidamento esclusivo, in quel caso il valore dell'assegno per quel figlio andrà tutto sul genitore che gode dell'affidamento esclusivo. Spero di aver... Buonasera. Scusate. Buonasera. Sono Celina. Sì? Ferrari Mattia, il nome sul computer. Allora, io avrei una domanda. Mio figlio prende la pensione del suo papà perché è deceduto, no? Reversibilità, sì. Ok, allora io non prendo l'assegno familiare per il bambino perché mi ha detto di prendere l'assegno a carico del ragazzo, perdo i soldi del suo papà. Questo assegno qua mi aspetta? L'assegno unico dovrebbe aspettare comunque. Chiaramente... Non c'entra niente con i soldi della pensione, diciamo, per ragazzo. No, allora, il reddito della pensione di suo figlio, quello che suo figlio sta godendo come superstite del papà, entrerà nei redditi dell'ISEE della famiglia e quindi sarà sommato al suo reddito e quindi potrebbe comportare una riduzione eventualmente dell'assegno unico che però dovrebbe continuare a aspettare. Ah, ok, grazie mille. Prego. Buonasera. Chiedo scusa, cerco di tenere d'occhio anche la chat. Asilo politico, permesso di soggiorno asilo politico, non lo sappiamo come verrà valutato. So che permette di lavorare e quindi presumo che possa avere la stessa indicazione data per i permessi di soggiorno per lavoro. Scusate, una domanda. Io non riuscivo ad entrare subito dall'inizio. È possibile magari rivedere la registrazione in qualche modo per capire un attimo un po' il pezzo iniziale, insomma? Rispondo io su questa domanda. La risposta è sì, verrà inviato il link della registrazione a chi si è registrato. Grazie infinite. Prego. Buonasera, sono Ninetta. Sì, prego Ninetta. Anch'io avevo una domanda, come se io sono un dipendente e prendo gli assegni familiari per i figli 100%, però uno diventa tra poco a maggio maggiorenne, quindi l'altra ancora minorenne, però ogni anno io rinnovo questa cosa, quindi quest'anno non bisogna più rinnovare per prendere tramite addita o sì? Allora, non lo sappiamo con precisione, lo sapremo probabilmente a luglio, quando a maggio suo figlio diventerà maggiorenne, lei perderà una quota degli assegni familiari. Sì. Con luglio, se partirà l'assegno unico, probabilmente tornerà a godere di un assegno per entrambi i figli. Però, come dicevo, il valore degli assegni sarà diverso tra il figlio minorenne e il figlio maggiorenne al di sotto dei 21 anni. Però queste cose sono ancora da chiarire. Non lo so se sarà luglio o se sarà più avanti. Rispondo a una domanda in chat. Scusi, posso fare una domanda? Un attimo solo rispondo a una domanda in chat perché altrimenti rimangono indietro. Famiglie numerose con 4 figli minori e moglie a carico, ci perderò dei soldi. Può essere, nel senso che uno studio dei consulenti del lavoro dice che 2/3 circa delle famiglie guadagneranno da questa nuova prestazione, soprattutto quelle che hanno al proprio interno dei lavoratori autonomi, perché sul lavoro autonomo non vi era la prestazione di assegno familiare. Una parte di famiglie, soprattutto quelle numerose, potrebbe perderci. Per questa ragione le associazioni di famiglie numerose stanno già chiedendo che i figli oltre un certo numero siano valutati in misura maggiore. Il problema è che sarà necessario probabilmente che il governo inserisca altre risorse che al momento non sono presenti. Consigliamo sempre a tutti di fare ISEE perché può essere utile per molte prestazioni. Sì, ma magari preciso una cosa. Prego. Se io presento un ISEE e poi non lo utilizzo, perché l'ISEE sostanzialmente serve per richiedere delle prestazioni o dei benefici. Se io lo presento e poi alla fine non lo utilizzo perché non mi serve a nulla, non succede nulla.
tenendo presente che l'ISEE è gratuito e tenendo presente che abbiamo quasi certezza che l'assegno unico sarà legato all'ISEE, per chi non era abituato a farlo, perché non richiedeva prestazioni, serve comunque, a mio avviso, iniziare a preparare tutta la documentazione e iniziare a presentarlo. Mal che vada, non lo utilizzate. Ok. Quindi prego. La lista per documentazione dell'ISEE dove si trova? Perché io non l'ho mai fatto. Sì, l'ho messa in chat, a un certo punto, se scorrete la chat, c'è un link e c'è scritto documenti per richiedere ISEE. Va bene, grazie. La rimetto, è già stata rimessa, perfetto, bravo Cosmi. Allora, una domanda. Figlio, lavoratore autonomo, figlio maggiorenne. Avrei una domanda. Sì. Prego, chi voleva fare una domanda? Sono Balde, scusi il disturbo, parlo a nome di mio padre. Prego Balde. Salve, volevo chiedere, siccome mio papà siamo un bel po' in famiglia, ecco, io tipo ho 21 anni e non lavoro, e mio fratello va a scuola e ha 20 anni, e poi ho altri 3 figli minori, e volevo chiedere come doveva procedere, ecco. Allora, se ci sono figli minori o al di sotto di 21 anni, con ogni probabilità si potrà accedere a questo assegno unico. Il primo passo da fare, come spiegava prima Giovanna, è organizzarsi per presentare una dichiarazione ISEE, se non se l'hai già fatto nel corso di quest'anno, insomma, e poi diciamo attendere le nuove informazioni che si avranno probabilmente a luglio sull'assegno unico, ma probabilmente già adesso suo padre, a seconda del lavoro che fa, potrebbe aver diritto a un assegno familiare, e quindi che va richiesto all'INPS e poi pagato attraverso il datore di lavoro. Scusi, posso fare una domanda? Ok, grazie mille. Nicole? Sì, sono la mamma, sono entrata con della figlia. E io dovrei rifare la domanda per richiedere gli arretrati, quindi quella si può fare ancora, giusto? Per gli assegni familiari sì. Ok, e le chiedo un'altra cosa, il discorso dell'ISEE io l'ho sempre fatto, adesso lo dovrei rifare perché mi è scaduto. Per fare l'ISEE della domanda dell'assegno unico familiare, devo fare anche l'ISEE alla figlia maggiorenne? Ce lo deve presentare anche lei? Allora, perché io ho una minorenne e una maggiorenne. La figlia maggiorenne vive con lei? Sì, sì. No, l'ISEE è valido per tutto il nucleo familiare. Quindi lei quando presenterà la documentazione, presenterà anche i documenti della figlia maggiorenne. Se ha i conti correnti intestati, anche quelli. Se ha percepito dei redditi nel 2019, anche quelli. Ok, ok. Va bene, rispondo a Vincenzina Fornari. Figlio maggiorenne, 18enne con conto proprio, l'assegno verrà erogato direttamente sul suo conto? Sembra proprio di sì, ed è il motivo per cui presumo che ci sarà una domanda, non sarà solamente un ISEE da farsi, perché per i figli maggiorenni c'è prevista la possibilità di pagarlo direttamente al figlio, con anche delle maggiorazioni in caso questo figlio stia facendo un percorso di inserimento lavorativo. Questo c'è già nelle schede, lo capiremo quando usciranno i decreti, però direi proprio di sì. Katia Dal Bianco: in caso di affidamento condiviso in teoria, ma in pratica, affido esclusivo, l'importo dell'assegno unico verrà comunque diviso a metà tra i genitori. Questo è quello che sappiamo attualmente. Può essere che ci sia la possibilità, come avviene nel campo degli assegni familiari, che un genitore faccia erogare l'assegno all'altro volontariamente, però nel caso di affidamento condiviso, per quanto sappiamo al momento, l'assegno verrà diviso tra i due genitori. Io rispondo alla signora Natalina che ci scrive è valido l'assegno del 2020, le dico di no, l'ISEE del 2020 è scaduto il 31 dicembre 2020, pertanto è necessario ripresentare un ISEE nel 2021. Buonasera.
Posso Prego, fare un'altra Fabio. domanda? Senta, sempre sull'ISE, perché io sono di un'ignoranza atroce. Io volevo sapere, mio figlio minorenne ha un suo piccolo conto corrente e poi ho fatto un fondo d'accumulo intestato a lui. Devo presentare tutte e due queste cose? Assolutamente sì, anche se si trattasse di un libretto di risparmi piuttosto dei figli minorenni, oppure i buoni postali o altre tipologie di buoni, quelli vanno presentati. Sì, Ok, la ringrazio. prego. Buonasera, posso? Baby? Babi, sì. Babi. Scusi, Scusa. il nome d'arte. Scusate se magari io ho scritto in chat, poi probabilmente mi ha già risposto, ma l'Enel ha pensato bene di staccarmi da corrente per 5 minuti. Io sono separata e sono risposata e quindi ho i miei figli e faccio la mia domanda. Il padre è risposato per l'affidamento al congiunto. Dobbiamo fare tutti e due l'ISEE comunque, ognuno per il proprio nucleo. Allora, Sì. il padre allora, siete separati? Divorziati e tutti e due Divorziati e il risposati. padre è sposato. Sì, Tutti e no, due siamo risposati, sì. nel senso che dipende da quello che stabiliranno in questa casistica qui per l'assegno unico. Senz'altro lei, se ha i figli che sono stati affidati a lei, diciamo per quanto riguarda i figli minori, oppure maggiorenni entro il 21° anno di età per lo specifico dell'assegno unico e universale, naturalmente l'ISEE lei sicuramente lo dovrà fare. All'interno del suo ISEE non andrà a inserire diciamo il papà di questi figli, perché essendoci il divorzio non lo va a inserire. Però se nel decreto attuativo, correggimi se sbaglio, Loris, non lo sappiamo ancora. Non si sa ancora questa casistica qua, il genitore divorziato che non ha in carico l'affidamento dei figli, se dovesse entrare in gioco anche per lui, è bene presentare un ISEE, come dicevo prima, eventualmente anche se ne presenta lui un altro, se non lo utilizza resta lì. Ok, grazie. Rispondo quindi velocemente a Romina, lavoratore autonomo, figlio maggiorenne, in teoria dovrebbe spettargli la quota di assegno per i maggiorenni. A chi bisogna rivolgersi per fare la domanda? Al momento non lo sappiamo, è per quello che facciamo questo incontro e vi chiediamo intanto di predisporre l'ISEE in maniera che quando probabilmente quest'estate si saprà come si deve procedere, avrete già fatto la parte più difficile, cioè ottenere un appuntamento per fare l'ISEE. Genitori separati, io faccio ISEE, nucleo familiare e i miei due figli avrò un indice, forse è questo che abbiamo appena risposto di Babi. Sì, credo di sì. Cosmin voleva fare una domanda, prego Cosmin. Sì, pronto, buonasera, sono la mamma. Bene. Volevo chiedere, siccome io sono divorziata di 5 anni, mio figlio fa 18 anni a ottobre, lui l'anno scorso, in 21 di ottobre, ha finito, c'è l'autorizzazione che io ho 100%, ho fatto la domanda a gennaio e mi hanno detto di telefonare dopo 3 mesi, per esempio fra 2 o 3 giorni, per sapere che se mi arriva di nuovo fino a 18 anni l'assegno familiare. Sì, fino ai 18 anni del figlio dovrebbe esserci l'autorizzazione positiva. Però io sì, lavoro stagionale, mi hanno detto che quindi non... in realtà dovrà presentare, cioè ha presentato l'autorizzazione, deve presentare anche la domanda quando inizia il nuovo lavoro, se non l'ha già cominciato. No, che è lavoro stagionale. Adesso è in disoccupazione, signora? Sì, però ho lavorato pochissimo l'anno scorso, 3 mesi e ho ricevuto pochissimo. Perché durante il godimento della disoccupazione si può chiedere, ma direttamente all'INPS, non al datore di lavoro, il pagamento degli assegni familiari. Se c'è un'autorizzazione valida, deve presentare una domanda di assegni familiari per il periodo di godimento della disoccupazione. Sì, ma l'ho già presentata a gennaio ottimo. A CAF e loro mi hanno detto se non lavoro non la percepisco perché no, allora è una domanda diversa, non è una domanda di assegni familiari, ma è una domanda di pagamento degli assegni familiari all'INPS. Sì,
Sì, sì. Un'altra cosa, io già 2 settimane fa sono riuscita a fare l'ISEE e siccome la faccio, non Non magari serve tutti gli anni, rifarlo, basta questo. l'ho già fatto, quello da 2019 e ho messo anche mio figlio, come sempre, con tutti i documenti perché è incarico mio del Se 100%. ha un ISEE valido nell'attestazione ISEE, c'è scritto che scade il 31 dicembre 2021. Sì, 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 l'ho già fatto io 2 settimane fa. E basta quello. Quello sì. Sì. Va bene, grazie mille. Prego. Grazie, buona serata. Laura Bolle, per il momento non ci sono altri documenti oltre al certificato perché non sappiamo cosa verrà richiesto. E Romina voleva fare una domanda. Buonasera. Sì. Niente, io ho fatto l'ISEE per altri motivi che devo farlo tutti gli anni e lo faccio perché vivo io e mio figlio solo, non sono separata perché convivevo. Volevo solo sapere, devo mettere anche l'ISEE dell'ex compagno? Allora, dipende. Il figlio è minorenne? Sì. Sì. Allora, se il suo compagno non è sposato e non ha altri figli, anche se non vivete più insieme, viene attratto nell'ISEE. Deve portare la documentazione anche del suo compagno. Anche se se percepivo prima gli assegni familiari io? Gli assegni familiari. Attenzione. Sì, no. Se c'è una sentenza di un giudice che obbliga il suo ex compagno, il suo compagno, a versare degli assegni per il figlio, è un discorso diverso. Sì, questo sì, ma io prima percepivo Allora, Romina, gli assegni familiari, gli assegni al nucleo familiare spettano al lavoratore dipendente e nel caso in cui ci sia un genitore solo, i redditi dell'altro genitore non sono richiesti. Invece, nella domanda di assegno unico si considererà l'ISEE e la regola dell'ISEE dice che i redditi di entrambi i genitori, a meno che non abbiano fatto 2 famiglie separate, sono nello stesso ISEE. Quindi probabilmente cambierà qualcosa rispetto a quello che lei va a percepire adesso. Perciò io adesso devo fargli fare l'ISEE anche al papà. A meno che lui non abbia già un altro nucleo familiare proprio. No. No, perché noi si conviveva e adesso io lo faccio perché sono nelle case popolari, perciò sono io e mio figlio solo. E quindi hai richiesto un ISEE ordinario e non un ISEE minori? Sì. Ecco, siccome l'assegno unico presumibilmente sarà legato comunque, se ci sono minori, anche a un ISEE minore, però presumibilmente perché non ci sono ancora i decreti attuativi, probabilmente lo dovrà rifare. Anch'io. Va bene. Katia Zuccarato voleva fare una domanda. Salve. Salve. Una cortesia. Allora, la previsione ha detto che è quella di non erogare meno di quanto si percepisce attualmente, ma considerando l'importo mensile o considerando anche le detrazioni? Considerando anche le detrazioni. Tutto insieme, quello che attualmente viene erogato dallo Stato sulla base di detrazioni e assegni dovrebbe essere compensato sulla base di questo assegno che verrà poi pagato sia in detrazioni che in erogazioni. La cosa che semplifica è il fatto che spariranno un po' di prestazioni minori e dovrebbe esserci una linearità maggiore perché è legata all'ISEE e quindi anche una tutela maggiore dei redditi più bassi. Scusate un attimo. Sarò ripetitiva, ma per il discorso ISEE di genitori, io vivo con le mie 2 figlie. Il papà, noi non eravamo sposati, ok? Il papà convive con un'altra persona, ma non è sposato. Cioè, devo fare anche la domanda sua dell'ISEE? Allora, se il papà dei figli minori fa parte di un altro nucleo familiare o si è sposato o ha altri figli con un altro nucleo, non entra a far parte del proprio nucleo familiare. Viceversa sì.
Cioè, quindi se lui convive con un'altra persona e non ha figli, io lo devo fare anche per lui, cioè lui la deve presentare. Certo, sì, vanno inclusi anche tutti i redditi e i patrimoni del papà del minore. Anche se non, cioè, non fa più parte del nostro nucleo familiare? Sì. Ah, ok. Questa cosa non l'avevo capita bene, perché con gli assegni familiari appunto non avevo fatto questo, l'ISE suo. No, gli assegni familiari hanno una regola, avevano una regola completamente diversa. Ah, ok. Questo mi mancava, questo pezzettino, quindi devo già dire che anche lui deve preparare la documentazione Deve ISE. preparare la documentazione perché nel suo caso sarebbe addirittura attratto nel suo nucleo, perché Quindi non è comparirà coniugato e non ha altri figli. Ah, ok, quindi HP la dimostrazione che comunque non è in casa con noi, ma non ha altre, sì, un'altra famiglia, insomma. Sì, chiedo al professor Tevarotto, quanto possiamo andare avanti? Anch'io Grazie. qualche domanda ancora la possiamo fare, credo, poi dopo diciamo ci che sarà la terminiamo per le 8, registrazione. diciamo per le 20 terminiamo. HP, buonasera, io e mio marito siamo entrambi dipendenti, attualmente percepisco solo io l'assegno, potrà essere richiesto da entrambi, e io credo che non sarà richiesto da entrambi, ma la norma dirà che spetta in parti uguali a entrambi. Però attenzione, non sarà il doppio, sarà probabilmente delle cifre simili. Oliveira? Aveva una domanda? Sì, scusate, prima ho fatto le domande ma mi sono dimenticata di chiedervi un'altra cosa. Io ho un conto corrente mio da un po' di anni e da quando lavoravo, ormai sono 12 anni che non lavoro per i problemi di salute, però ho lasciato conto corrente e ogni mese un tot di soldi mio marito mi manda per gestire le spese. Devo presentare anche il saldo di conto corrente? Sì. Il saldo al 31 dicembre 2019 e la giacenza media. Ah, ok, grazie mille. Buona Prego. serata. Roberta, genitori separati, ognuno fa il suo ISE. Vale il principio, Giovanna, se vuoi ribadirlo, del fatto che ci sia o meno una Sì, famiglia. allora se c'è una sentenza di separazione, c'è un versamento di un assegno disposto dal giudice. In quel caso lì sicuramente bisognerà presentare anche come documentazione, anche diciamo la sentenza, dove viene inserito, diciamo, dove viene stabilito dal giudice anche l'assegno di mantenimento e quello andrà indicato nell'ISE. Katia Zoccarato voleva fare un'altra domanda. Sì, allora nella mia azienda danno la borsa di studio ai ragazzi e un contributo mensile per la scuola. Prima mi veniva detratto dalle detrazioni, mi veniva fatta una differenza, adesso questo mi entra come reddito in pratica. Io avrò la borsa di studio dei ragazzi e anche il contributo mensile come reddito. Allora, la borsa di studio, anche se non è imponibile, nel senso che non va nella dichiarazione dei redditi, va comunque presentato l'importo perché nell'ISE si devono dichiarare tutti i redditi, anche quelli esenti. Attenzione, poi sia sulla parte reddituale che sulla parte dei patrimoni vi sono delle franchigie, vero Giovanna? Quindi, assolutamente sì, è per questo ci sono delle quote che non vengono conteggiate. È per questo che si chiede per esempio anche il contratto di locazione piuttosto che il residuo di un mutuo legato a un qualsiasi immobile, perché anche quelli fanno parte poi del calcolo ISE, entrano in gioco a favore del dichiarante, ok? A favore del calcolo ISE con spese e franchigie. Sulla casa abbiamo una situazione un po' anomala in quanto la casa è di mia suocera e a suo tempo ci avevano fatto un documento dove ci prestavano delle stanze
ma non abbiamo un contratto di affitto. No, allora se la suocera non vive con lei e non fa parte del suo nucleo familiare, c'è una terza opzione, quindi non è proprietaria di un immobile, non è in locazione, ma si iscrive altro, quindi non godrà delle franchigie relative al contratto di locazione nella fattispecie. Ok, perfetto, grazie. Prego. Vedo la signora Favaron che fa una domanda molto complessa. La precisione lo capiremo quando usciranno i decreti rispetto a situazioni di questo tipo in cui non vi è il mantenimento, magari si dovrà intervenire anche con delle certificazioni o delle sentenze. Vedo che è più uno sfogo che una domanda, perché in realtà la situazione è abbastanza complessa, ma non unica, perché in realtà sono cose che succedono. Io penso che dobbiamo chiudere. Ringrazio Zair per la sintesi. Al momento dobbiamo solo preparare l'ISE e aspettare fine estate, e lascio per i saluti magari ai colleghi. Un'ultima cosa perché rispondo a una domanda. Diciamo, questo incontro è stato registrato e il link verrà inviato a chi si è registrato per l'incontro. So che Sandra voleva dire qualche cosa. Sì, beh, innanzitutto c'è stata molta partecipazione e anzi abbiamo avuto qualche problema tecnico proprio per il sovraccarico dei numeri rispetto alle disponibilità, e quindi ce ne scusiamo con coloro che sono rimasti in attesa, in lista d'attesa. È segno anche questo che il tema è caldissimo, mi riferisco soprattutto a Loris e a Giovanna, e valuteremo eventualmente, bontà vostra, quindi Loris e Giovanna, eventualmente vi richiameremo nel ripetere questo. Come diceva Alessandro, il collega Alessandro, sarà disponibile comunque la registrazione di questa serata, e naturalmente sono tantissime le domande, quindi vediamo di risolvere e di rispondere a queste vostre esigenze il prima possibile. Sicuramente, come diceva Alessandro, invieremo a tutti coloro che si sono registrati per questa serata il link al video, che sarà disponibile solo per le persone che appunto si sono registrate, che abbiamo visto superavano le 300. Ecco, vi ringrazio e non so se c'era altro. Con questo chiudiamo. Nasce anche da qui un nuovo modo di dialogare con le famiglie dei nostri studenti, e questa sarà la prima di una serie di appuntamenti, come diceva lo stesso Loris. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a voi. Grazie. Grazie, buona serata. Grazie. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. 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 Ciao. Buonasera. Grazie, buonasera. Grazie. Buonasera, grazie.